Allora, spieghiamo un attimo, affitto breve, locazione turistica, bed and breakfast e affitti invece diversi, perché prima abbiamo parlato di 4+4, 3+2, insomma facciamo un po' rapidamente un distinguo per capire di che cosa si tratta. Allora, diciamo gli affitti brevi sono quelli che non superano i 30 giorni. C'è libertà di forma, non hanno l'obbligo della registrazione, mentre per gli affitti sopra i 30 giorni lo Stato disciplina in maniera precisa, innanzitutto, anche per gli affitti brevi secondo noi di Confedilizia ci deve essere la forma scritta, ma ci si rifà al codice civile e non ci sono formule canoniche. Sopra i 30 giorni ci sono, parliamo sempre di abitative, se dopo possiamo parlare anche di commerciali, ma in questo momento direi di tenerci sulle abitative. Sì. E ci sono due canali. Ci sono i contratti, diciamo, concordati a livello territoriale che hanno lo scopo di calmierare il valore degli immobili, in modo da facilitare l'accesso alla conduzione, alle classi anche meno ambienti. Ci sono diversi parametri da tenere in considerazione, se ci sono le zone di Padova, quelle più centrali, quelle meno centrali, i servizi che vengono dati, come ha affittato l'appartamento. Faccio solo per degli esempi, se c'è la porta blindata, se non c'è la porta blindata, sono tutti fattori che fanno crescere il valore della locazione, però con dei tetti massimi, oltre i quali non si può andare. In cambio lo Stato consente di locarlo per periodi più brevi, 3+2, oppure per prendere un po' più di affitto 4+2, 5+2 o 6+2. Si può aumentare l'affitto, comunque con tetti massimi stabiliti a livello di contrattazione territoriale tra le varie associazioni di proprietari e di conduttori. Oppure un locatore può dire: io voglio applicare l'affitto che voglio, e quindi deve fare contratti della durata di 4 anni più 4 anni. Ma nel caso dei 4+4 sappiamo benissimo il problema poi, eventualmente qualora non paghino l'affitto, dello sfratto, tutto quello che ne consegue, che sono situazioni veramente incresciose e umanamente anche difficili da reggere, sia per chi non riceve il canone, sia per chi poi non riesce a pagarlo, per mandare via per le persone, la famiglia, eccetera. Anche per i 3+2 è la stessa cosa. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Perdonami, forse ho dimenticato. Nei contratti concordati a livello territoriale c'è la possibilità anche di fare contratti per studenti e contratti brevi, ad esempio per lavoratori. Gente che ha un contratto di lavoro a tempo determinato può fare questi contratti brevi, quindi sono più contenuti nella durata, fino ad un massimo di 18 mesi. Anche in questo caso però i canoni sono concordati, quindi non possono sforare un certo tetto. Lo stesso vale per gli studenti, soltanto che per gli studenti la durata è da 6 a 36 mesi rinnovabili, in questo caso sono rinnovabili. Ci deve essere una garanzia, può essere chiesta una garanzia da parte? Allora la garanzia, certo, può essere chiesto il deposito cauzionale, che usualmente è di 3 mensilità, oppure in sostituzione può essere chiesta una fideiussione. Anche per gli studenti? Anche per gli studenti. Ho visto che spesso i locatori chiedono che venga data garanzia da parte dei genitori. Che serve qualcosa? Serve. Se i genitori sono proprietari di qualcosa, sì; se non sono proprietari, no. È sempre quella l'incognita. Però c'è il principio del risarcimento del danno, no? Se uno danneggia un immobile è tenuto al risarcimento del danno. Certamente, ma non solo. Allora, il conduttore deve pagare l'affitto, deve pagare le spese condominiali e deve restituire l'immobile nello stato in cui l'ha trovato quando gli è stato dato in locazione, salvo ovviamente il normale degrado d'uso. Vuol dire che se io ovviamente mi muovo per casa, consumo il pavimento, ma quello è un normale degrado d'uso, quindi non devo restituirlo così come l'ho trovato, perché pagandoti l'affitto ti ho anche pagato il consumo normale dell'immobile. Normale, che vuol dire non danni, eccetera, perché il mantenimento normale, tipo la tapparella che si rompe, la deve provvedere l'inquilino, insomma. Sì, ma deve restituire l'immobile come l'ha trovato. Certo. Ed è qui che subentrano un sacco di problemi.
È per questo che tanti non efficientano l'immobile, lo danno locato così come viene, dice vabbè tanto poi dopo almeno non mi fanno degli ulteriori danni. E questo, come dicevo prima, va a svantaggio anche dei locatori, però ripeto è difficilissimo per i proprietari riuscire a salvaguardare i propri diritti, perché bisogna poi passare attraverso le aule di giustizia e recuperare quanto c'è stato danneggiato. E spesso chi va in locazione non ha alle spalle, non ha una capacità finanziaria in grado di poter far fronte. Parlo da avvocato, se uno ha un lavoro gli si può pignorare lo stipendio fino a una determinata cifra. Per le locazioni degli studenti, ad esempio per le locazioni transitorie dei lavoratori, spesso hanno la casa a Roma, faccio per dire, sono stati trasferiti per 6 mesi a Padova, ovvio che avendo la casa a Roma si può andare a pignorare la casa a Roma. Ma se uno magari non ha lavoro e non ha nemmeno... certo, risulta più difficile. Risulta più difficile. È pur vero che in certi casi ci sono dei fondi dati a livello comunale di garanzia. Cioè, cosa dice il comune? Laddove ci sia una morosità incolpevole, noi fino a una determinata cifra possiamo sopperire. Però i fondi sono quelli che sono. Io ho visto che non è sufficiente a dare garanzia ai proprietari. Avvocato, siamo quasi in chiusura, però l'efficientamento energetico accennato, nelle locazioni brevi, nelle locazioni normali, eccetera, c'è un obbligo adesso di efficientamento energetico? E non cambia niente, gli immobili devono essere efficientati. Quindi che siano locati, che non siano locati, che ma questo è il futuro con le date di scadenza dell'obbligo, adesso allo stato attuale? No, allo stato attuale no. Allo stato attuale non c'è nessun obbligo, quindi? No, però già il fatto di aver parlato dell'efficientamento, come parlavamo all'inizio della trasmissione, ha fatto crollare il mercato. Quindi vuol dire che la cosa non è gestita proprio... Però ha fatto crollare il mercato qua nel nostro territorio, quello che mi stupisce è nel nostro territorio. Se andiamo nelle grandi città, abbiamo citato città come Milano, Torino, Roma, eccetera, visto e piaciuto, cioè quelle sono le case, altre non se ne possono costruire, non tutti possono efficientare, i condomini sono centinaia di migliaia e c'è un turnover a cifre spaventose e manco si cita la classe energetica perché non è G. Allora, i dati che ci sono arrivati da noi oggi in Confedilizia ci parlano di un dato nazionale. Questo meno 17 è un dato nazionale, io adesso non so dirti come sarà a Roma, ma il problema è che appunto si parla di rendere che non si possono più né locare né vendere, quindi io, che siamo a Milano, che siamo a Roma, a meno che siano immobili di interesse storico, allora ci sono delle esenzioni, ma sono abbastanza limitate. Diciamo che la stragrande maggioranza degli immobili non godrà di questa esenzione. Però bisogna vedere quanti riusciranno poi a fare l'efficientamento, il solito discorso sarà una cosa... E soprattutto è una cosa che vorrei sottolineare. Io ho un appartamento e mi serve per dare la garanzia alla banca di un mutuo per aprire un'attività imprenditoriale. La banca oggi me lo prende in garanzia, quindi mi accende un mutuo, mi accende il finanziamento laddove l'immobile è ancora in classe G, nell'incertezza che non venga efficientato, perché nel momento in cui non sarà efficientato e il mutuo non sarà ancora stato estinto, quell'immobile non sarà più vendibile e saranno grossi problemi per le banche. Quindi rendiamoci conto del problema che viene creato al settore immobiliare, ma all'economia in generale. Quindi questo adesso resta ancora in sospeso con le modalità di recepimento dell'Italia? Deve essere recepito. Quindi noi stiamo lottando come Confedilizia perché venga bloccato, cioè non ci sono comunque i mezzi. Non ci sono i mezzi per efficientare tutto il patrimonio immobiliare italiano per le date stabilite. Assolutamente, no, ma questo è chiarissimo, né mezzi né soldi. Benissimo, quindi chiarito questo, comunque le novità normative anche per gli affitti brevi esistono, a questo punto meglio chiedere una consulenza da un'associazione di categoria perché sbagliare, ci sono anche delle sanzioni, non abbiamo parlato delle sanzioni, ma ci sono. Stanno puntando molto sulle sanzioni. Esatto, ci sono purtroppo Oltretutto sanzioni. vogliono disincentivare grazie alle sanzioni. Sanzioni anche molto pesanti, per cui bisogna stare molto molto attenti, rispettare le regole nuove e quindi dopo per il resto dall'Europa staremo a vedere. Avvocato, grazie Presidente, grazie mille di essere stato qui con noi, grazie a voi cari telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi, noi ci vediamo naturalmente domani, buon proseguimento.